Bambino. Ciao Congetto, come stai? Come stai? Grazie. Dite la cosa, prego. Era da mangiare. Sarene e pigliamo l'ova e amone mi susete. È il caso uno. Mamma. Buongiorno, attendo. La bestia così, vieni qua. Ma non cercano l'ova? Non vuole. Guarda, scande, vieni qua. Ne due. Due! Carinca, mamma, dovrei metterlo carinca, Concetta! Attendi io! Congia, stanno marcate bene i polli.
Anu. Nanni nan. Nannu nan. Nanti mama. Data. Ini nanni. Dite pure. Ambata. Ambata. Guarda, guarda che c'è. Dove sei andato? Al mercato. A te che cosa sta andando al mercato a bene le polli? Lasciami stare che è tardi. La prossima volta ci mangiamo i polli. Linda. Io. Linda. Io. Atate. Anche due. Mio. Dale, Nino, dale. Tutti bastardi maledetti, la devono pagare.
voglio. A Romano andiamo al mercato con carretto, cipolla e ce n'è tutta frutta. Gli arance, tutte cose. Aereo, cioè chiusi. Mamma mia, che pesante! È chiuso mercato. Cangia, manica. Vattene dalla mandornina e porti i fiori. Allora io vado a casa e scarico il carretto. Dopo ti raggiungo. Ciao Concetta, come stai? Come stai? Attesa. Fermando che stai l'urto. Sto tardi, devo andare a trovare Concetta là da Madonnina. Bella Concetta, lascia Paola prendere da me. Altare. Ne ballo io. Che cazzo vuoi di Concetta? Lasciala stare in pace. Concetta che è impazzita. Non ci provare a toccarla manco con un dito. Tu capisci? Vedi a Concetta vedono che a me mi piace. Vuoi vedere il carchiaio? Vuoi vedere? Chiaro, magari io l'hai. Vedi? Concetta è a me. Concetta è a me. Concetta è a me. Concetta è a me. Vabbè, non da manzo oggi, ma vado per il giorno. Io vendevo le porte per te per non ci. Capiste?
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Pezzo di merda. Hai capito? Va bene! Io. Giù merda non c'è parecchio. Solo per stavolta che te vacanti e te porta villa. A passeggio. Parlare con il sonno. Congia, lo capisci? Lo capisci? Tu sai che ti voglio bene. E non sono geloso. Hanno un regalo per te. Avalo. Tu mi capisci? Lo vedi? E tu non ci pensare quando ci penso che tu merda. No. Ehi capo! Non si può campare solo di mantrale. C'hai un'idea? C'è. Vieni, fatti un goccio. C'hai polli? Ce n'ha troppo polli. E ho una bellissima idea. Quella bellissima idea è arrivata a me. Una di queste sere ci dobbiamo fare una visita. Va bene, va bene, va bene. Ho sentito dire che quel Todino sta andando alla villa a passeggio con la sua amata. Ah, sì? Il contadino è lì alla villa, che non c'è nessuno della baracca, ci rubiamo un bollo e ci ammazziamo la pecora. Capo, ma questa idea è bellissima. E torna Parrina e Ciuscia, questa bellissima idea mi è arrivata sempre a me. Occhio se viene a questo stupido contadino.
siamo tornati a casa. Concetta, pigliami il robe che mi hai a cangiare. Gli racconto la pecora. Sono ancora quelle maledetti bastardi. Ma fuoco che sblocco il pollo. Sbloccarlo la devo ammazzare. La faccia di quel contadino. Ce lo mangiamo con sto pollo alla faccia sua. Mangia. La pecora ammazzava il dio maledetto. Ma io me ne stanno già al bosco. A sta seppellire la pecora. Concetta, vengo stasera tardi al bosco. Ciao Concetta. Maledetti, mi hanno ammazzato la pecora. Ce la faccio pagare un giorno o l'altro. La pecora l'ho seppellita, ma quelli bastardi la devono pagare. Devono pagare cara. Concetta, ora sta andando a letto.
Aspetta, ma stanno a caccia, ciao. No. Fatto. Ma lì c'è una tomba. Che zona è questa? La zona del cimitero. Qui ci sono le spiriti. Davvero? Sì. Riuscirai a dormire? Sì. È pronto questo pollo? Ancora cotto. Come fa? Controllare il pollo, vedremo se è cotto. Prendi il bicchiere di vino che è così cotto, che ce lo beviamo. Ok. Deve andare in bagno. Pollo è cotto. Prendere non ha fame.
pieno il pensiero della grande. Questi fiori ci accoglie per Concetta e ci chiede che mi vuole sposare. Lo sai cos'è bella? Bella! Ecco! Sette! Panno! Oh mio! Concetta, mi vuoi sposare? Sì! Concetta, domani c'è il matrimonio. Stai invitando tutti gli amici. Aspetta, stai a zappare la terra. Ci vediamo più tardi. Ciao. Addio, addio. Addio. Io dico, mi metto. Quale contadino? Quello lì, vedete mezzo pancia. Ah, ecco! Allora, vado a raccogliere quattro funghi e dopo ne parliamo, perché c'ho fame.
Ok, io preparo il fuoco e dopo ti racconto quel contadino. Ecco, ho trovato questo. Ok. Adesso accendo il fuoco. Adesso le facciamo cotte. Ok. Adesso mangia questo pane. E ora ci mangiamo questi. Adesso ti parlo quel contadino. Perché quel contadino si sposa domani con Concetta. Davvero? Sì. In fondo quel contadino non è male. Ah sì? Domani ci facciamo una visitina. Ok. Concetta, stanno a prendere la legna di Salvatore. Di un scaiolo di Salvatore. Un dardo, una patta, fritta. Ciao Paolo, ma vero domani ti sposi? Augurio Paolo. Augurio. Siete invitati tutti del mio matrimonio domani. Tutti domani. C'ho fame, come mi fate di mangiare? C'è qualche idea? Aspetta, lì c'è Fred, che c'è il pollo, i polli e qualcosa da mangiare. Lì potremmo andare a rubare. Pure, questa forse è la bellissima idea. C'è una bellissima idea, però non è giusto rubare in chiesa. Però abbiamo fame, andiamo. Andiamo. Ok. Che cosa state facendo? No, padre, abbiamo fame. Entrato dalla chiesa. Sedete il beccatore. No, per favore, ci abbiamo fame, padre. Baciate a Dio e sedete. Dacci da mangiare, padre. Sedete. Mangiate.
Perché andate in giro a rubare? Per la fame. So per il povero contadino che siete di rubate. Queste cose non si fanno, ci avete ammazzato anche la pecora. Mi dispiace padre, non la faremo più. Scusa, padre, abbiamo fatto peccato, benedicimi, padre. Bevete. Grazie. Non mi preoccupate che Dio vi perdona. Non le fate più questi peccati. Ok. Non le faremo più. Adesso vi do migliore pollo e le portate a contadino. Ce lo portiamo. Portate questo regalo perché domani si sposa e chiedete scusa. Lo faremo, padre. Prendetelo, portate a contadino e andate in pace. Grazie padre, ce lo porteremo. Andiamo. Ricordatevi di Dio, il Padre nostro che è dai cieli. Ok, grazie padre. Ciao. Contadina! Paola! Chi è che mi cerca? Questo è il regalo, perché domani ti sposi. Questo è il regalo per te e tua moglie. Perdono, siete invitate del mio matrimonio. Domani. Salvatore, ci vediamo Calogero. Ciao Concetta! Ciao Concetta! Ciao Paolo! Ciao! Ciao Ci Paola. vediamo! Ciao! Ciao. 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 Ciao! Ciao. Ciao! Ciao! Buongiorno! Il nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Paolo vuoi prendere a Concetta legittima sposa? Sì. Tu Concetta la vuoi prendere a Paolo come legittima sposa? Sì. Caro marito e moglie, adesso puoi baciare la sposa. E andate in pace. Che sono belle vestita. Sono belle. Che bella Concetta. Si sta mordendo la carne del tuo Paolo. Si sta, non
chiesa. Alle stemene. Ma non alle stemene perché che sanno maritare. Poi mi passo pure io, anche io, pure io, sono belle Vini la primavera, in meno lì son giuri, a me un poco d'amore, lo cuore malumo, la cedi sa sicuro, facendo discorsedi, di conti così vedi, cami fanno. Se maritosa, sarina e pipineda, e io caso beda. Ciao Giacomo! Sono innamorata di Numalangino che notte e giorno suona un marranzano e vado tutto soli e loro fino e lo so sono sì standi lontano Dengete non che te voglio cantare, dengete non che te voglio suonare. Sono innamorata di Numalangino che notte e giorno suona un marranzano e vado giusto soli e loro fino e lo so sono sì standi lontano. Sono fidanzati. Adesso finisce il ballo.
Cangiano tempi, cangiano stagioni, ma è sempre amaro un pane di tormento. Picchio che travaglia alla bocconi, all'acqua, all'aria, allo sole e al vento. Cangiano tempi, cangiano stagioni, ma no, picco è costretto allo suo caro. Pomolo carbo vola alla moccione e a tutte i panni cerca lo sparo. Numerate attenzione. Adesso se ne vanno le spose, un bel applauso.